167 concorrono per la sezione narrativa, 38 per la sezione biografia, per l'Under 35, scusa, quanti sono? 20. Sono questi i numeri del Premio Commisso 2024, segno di un forte interesse da parte di autori e case editrici, ma anche di un impegno importante per la giuria. È inutile nascondervi che ci stanno creando qualche problema con i membri della giuria tecnica. Non è, insomma, è uno sforzo enorme. Cercheremo di risolverlo mettendo mano al regolamento. Una svolta importante quella comunicata dal presidente Bianco per un premio che dopo anni di difficoltà ha ripreso quota, dimostrando tra l'altro che il mondo della lettura, almeno nella Marca e nel Veneto, è più vivo che mai. La nostra regione è una delle regioni a più alto livello di lettura, è la regione, ci sono le città che leggono, anche i dati del Ministero indicano il Veneto come tra le prime regioni in termini di capacità e di numeri di lettura, quindi credo che il libro sia sempre molto importante, soprattutto anche per stimolo a chi non legge. 6 finalisti, 3 per la narrativa e 3 per la biografia, che racconteranno le loro opere ai 70 componenti della grande giuria nella giornata di assegnazione del premio fissata per sabato 5 ottobre al Teatro Comunale del Monaco, mentre il 7 giugno scorso parte della giuria tecnica ha già assegnato il premio Commisso Giovani a Sonia Aggio per il libro Nella stanza dell'imperatore. Un premio e un impegno che vede in prima fila, oltre alla Regione Veneto e alla città di Treviso, anche gli industriali e la Camera di Commercio, segno che, come ha sottolineato il presidente Pozza, non siamo più la società che guarda solo al profitto. Presidente, insomma non siamo solo SKY. Assolutamente no. Abbiamo visto che l'evoluzione culturale che ha portato nel mondo delle imprese è anche quella di costruire edifici che sono belli, basta guardarci un po' in giro, non voglio far nomi per non dimenticare qualcuno, però è su questa attenzione che io vorrei portare i nostri giovani. La nostra cultura imprenditoriale è cresciuta all'interno dell'impresa, pari passo con le esigenze, con la bellezza del territorio, ma con la bellezza dei prodotti che facciamo all'interno di queste imprese.